Il comune di Agrigento ha fatto realizzare nuove strisce pedonali con sfondo rosso. Secondo il Codacons sarebbero irregolari, fuori legge, non a norma. Perché? Tanto non è secondo il Codacons solleva il problema. A noi spiace onestamente che in questa città si debba parlare di queste sciocchezzuole, ma sono fuori norma, lo dice la legge, lo dice il codice della strada. Oltretutto, ed è giusto puntualizzare, siamo nella piazza delle istituzioni, cioè abbiamo i carabinieri di fronte a me, la questura e la prefettura alle mie spalle. Questa è una piazza, oltretutto, sottoposta a vincolo da parte della soprintendenza. Il comune si è fatto autorizzare per realizzare queste strisce rosse fuori norma in questa pubblica piazza? Ritengo di no, perché dalla soprintendenza mi dicono che non hanno notizia. Questo comune continua a andare contro legge. La prefettura e il prefetto in uscita ne sa qualcosa, non gli ha mai assolutamente contestato nulla, dal caso SUV al caso concorsi falsi e tanto altro ancora. Oggi dimostra ancora una volta questo comune di non rispettare le leggi, non è un comune che mostra al cittadino come ci si deve comportare ed è assolutamente un comune fuori dal normale. Noi non abbiamo detto o denunciato un caso nostro, noi abbiamo detto c'è una legge, va rispettata, abbiamo esposto anche una sentenza della Corte dei Conti che parla di questo e condanna il dirigente di quel comune. Abbiamo visto che anche televisioni nazionali si sono occupate del problema, ma ripeto, sono sciocchezzuole, perché questo comune non può continuare a essere amministrato in questo modo, non è con la fascia tricolore che si va nei luoghi delle istituzioni a fare un'inaugurazione oggi e un'inaugurazione domani. Questo comune ha bisogno di una mente che vada all'interno del comune e vada ad amministrare questo comune come un buon padre di famiglia, non andando contro legge. Cosa chiedete? Abbiamo chiesto più volte di sapere dalle istituzioni se c'è una circolare, se c'è una deroga per il comune di Agrigento, perché potrebbe anche esserci. Il comune di Agrigento viene derogato perché tanti dicono ma a Milano ci sono pure, sono fuori norma. Noi vogliamo sapere se accade un incidente, l'assicurazione ti paga? Punto interrogativo. E allora il prefetto, il questore, il comandante della polizia, dei carabinieri provinciale dicano alle istituzioni, dicano ai giornalisti, scrivano a noi, dicendoci, perché noi gli abbiamo scritto, dicendoci c'è una deroga, il comune di Agrigento sta in deroga. Allora noi la prenderemo per buona e andremo avanti.